Siamo tornati nuovamente in studio con il nostro appuntamento con la CGIL. Vi presento gli ospiti che ci hanno raggiunto: Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso, buongiorno, e Vigilio Biscaro, segretario generale del sindacato pensionati, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Quindi si parlerà anche di pensioni, perché è uno degli argomenti che più, insomma, attendono i cittadini, sperano anzi i cittadini di avere qualche novità. Però partiamo dal fatto che si è chiuso un 2023 tra scioperi, manifestazioni, insomma CGIL che è scesa in piazza per insomma far sentire la propria voce, Sì. E il 2024 si è aperto come? Noi abbiamo chiuso il 2023 con una mobilitazione partendo da delle richieste vere e proprie fatte sui tavoli aperti a suo tempo con il governo, che non hanno fatto passi in avanti e che di fatto speravano che in finanziaria ci fosse una presa di coscienza che bisognava andare in una direzione opposta purtroppo di dove si è andati. La legge di bilancio, la finanziaria, è stata votata in extremis a fine anno tra Natale e Capodanno, rischiando addirittura anche l'esercizio provvisorio, e non ha messo sul piatto quella come dire, capacità innovativa e di intervento, uno per risolvere le questioni del mondo del lavoro e dei pensionati, ma due anche per traguardare il progetto futuro dell'Italia. Non ci sono risorse per l'industria, non ci sono risorse per una strategia sul commercio, non ci sono risorse per la sanità, non ci sono risorse per i rinnovi dei contratti, non ci sono risorse anzi si è peggiorato, ma dopo Vigilio dirà meglio di me, il tema delle pensioni. Insomma, un disastro annunciato. Il 2024 molto probabilmente sembra possa anche vedere una rivisitazione della legge di bilancio, ovviamente lo faranno dopo le elezioni. Se si sentiva la conferenza stampa della Presidente del Consiglio i primi di gennaio, sembra di vivere nel paese dei balocchi, dove tutto funziona, dove tutto va bene, e invece a partire dalle bollette del gas ci ritroviamo con un aumento come dire, inatteso, inaspettato e inopportuno, io credo, perché un bene primario, tassarlo, mettere l'IVA dal 5% al 22% vuol dire tassare come dire, le esigenze primarie dei cittadini. E vuol dire che purtroppo, come abbiamo anche registrato, insomma, e sentito molti cittadini, molti anziani, che addirittura alcuni spengono il termosifone, il riscaldamento o come si diceva prima, la luce, per cercare di non spendere più di tanto di non con le poter bollette. dopo non permettersi di pagare la bolletta, perché se le bollette arrivano, tra l'altro si va nel mercato libero, anche certo. qua in una situazione dove l'Europa come dire, ci fa presagire che ci sarà una nuova stretta e si va verso ancora un sistema di austerity, cosa che ha peggiorato la condizione dei più poveri e di chi vive del proprio lavoro con il basso reddito nel periodo che è andato dal 2008 al 2015 e 16, fino a quando, come dire, non è intervenuto Draghi con il famoso bazooka di Draghi, che pompava risorse proprio per far uscire da quella situazione i paesi in difficoltà. Tra l'altro dico ai telespettatori che se vogliono chiamare il numero lo vedete in sovraimpressione. Quindi un 2024 non si può neanche dire tra luce ed ombre, più ombre che luci. È il segno dell'incertezza, però con un presagio che sarà difficile, se non tanto il 2023, forse anche di più. Ecco, poi parleremo magari di qualche iniziativa che sta mettendo in campo il sindacato. Pensioni, altra nota dolente, lo vedo dall'espressione, altra nota dolente, perché insomma ne abbiamo parlato più volte e purtroppo la situazione non sembra migliorare, ecco. Intanto saluto tutti i vostri telespettatori e auguro a loro un buon 2024.
Se guardo il 2023 sono però pessimista, almeno per la salute. Spero che tutti stiate bene e che godiate di buona salute. Perché sono pessimista? Perché ormai sono 2 anni che, per quanto riguarda la fascia più debole della popolazione italiana, questo governo non ha fatto altro che peggiorare la situazione ex ante, dove le rivalutazioni delle pensioni, almeno in teoria come in pratica, non venivano toccate. Siamo passati da anni in cui l'inflazione era bassa a un biennio in cui l'inflazione è stata altissima. Se facciamo la somma 2023-2022 arriviamo anche al 18%. Le rivalutazioni delle pensioni, grazie a questo governo, e io spero che gli italiani lo capiscano fino in fondo, grazie a questo governo i pensionati si sono visti peggiorare il potere d'acquisto delle loro pensioni. Sugli attivi c'è un altro ragionamento, ma io mi fermo sulle pensioni. E le cose da dire subito sono 2. Uno, che la rivalutazione per il 2024 è una rivalutazione che si basa su un indicatore, lasciamo perdere le cose tecniche, su un indicatore che ci dice bene, per il 2024 le pensioni verranno rivalutate del 5,4%. Ma diversamente da prima di questo governo, la rivalutazione veniva fatta su un importo stabilito per legge negli anni aumentato, che veniva rivalutato al 100%, mentre adesso, per il 2024 si continua, la rivalutazione tocca tutto l'importo complessivo, abbassando però, peggiorando in questo senso in modo chiarissimo, le rivalutazioni delle pensioni, diciamo un po' più alte. Dico un po' più alte, ma che sono relative a lavoratori dipendenti, operai, impiegati questo e quadri. cosa significa in realtà per i pensionati? Significa per i pensionati, anziché avere una rivalutazione dell'8% nel 2023, del 7-8% nel 2024, avere una rivalutazione del 5,4%, toccando però tutto l'importo della pensione, che è X. E qui adesso non sto a spiegarla tecnicamente, ma passiamo da una rivalutazione del 100% fino a una pensione che oggi è 2.270 euro e con Draghi o conquistata con Prodi, questa rivalutazione voleva dire 100%, 90% e 70%. Invece adesso andiamo a rivalutazioni con 6 scaglioni. L'ultimo scaglione, per carità, non voglio parlare di questi importi, l'ultimo scaglione, anziché avere la rivalutazione del 70%, ha la rivalutazione del 22%. Qui si è ingenerata una discussione ideologica di bassa lega, perché si dice il governo però ha anche agito sul fronte IRPEF, e questo è vero, perché si è passati da 4 aliquote a 3 aliquote. Attenzione, per il 2024 non è una cosa stabilita per sempre, il che significa che nel 2024 gli attivi e i pensionati dovranno ancora confrontarsi, se ci lasceranno fare questi confronti con il governo, per capire dove tireranno fuori i soldi, e sono miliardi, 10-15 miliardi, per mantenere questi 4 scaglioni. E così credo che i telespettatori capiranno tranquillamente, e parlo dei pensionati, non parlo degli attivi. Una pensione mensile lorda di 1.500 euro, che è il 70% delle pensioni in provincia di Treviso, ha un beneficio di 7 euro mensili. L'ISI netta quanto è una lorda? Netta bisogna togliere il 30%, lasciamo il lordo, 7 euro, perciò nel vostro assegno mensile l'INPS vi dirà pagherete 7 euro, vi dirà
farete i conti, se no venite nelle nostre sedi, lo facciamo insieme. Una pensione di 2.000 euro ha un beneficio di 17 euro. Prima Mauro parlava di quello che è avvenuto alla fine dell'anno rispetto a quello che avevamo concordato con Draghi e poi su Draghi anche questo governo, perché non ha potuto farne a meno. E sto parlando di cose ancora nostre, proprio nostre da pensionati. Cosa vuol dire? Leggo che così non sbaglio. Cosa vuol dire che l'aliquota agevolata per gli istituti, le RSA, le case di riposo, dal 1° gennaio passerà al 22%. Questo significa che per quanto riguarda il gas e per quanto riguarda anche l'energia, i nostri anziani che sono ospiti di queste case di riposo dovranno fare i conti con un aumento delle rette. Già Padova e Verona, ho visto nei quotidiani, stanno dicendo che bisogna aumentarle. Qui a Treviso... Questo, mi scusi, era già questo uno dei problemi più grossi, perché ne avevamo parlato spesso, insomma, l'aumento delle rette diventa insomma, quasi improponibile per molte famiglie poter continuare a tenere magari i propri cari in strutture. Certo, e qui apriamo anche un'altra parentesi, visto che siamo andati sulle case di riposo. Noi abbiamo anche in provincia di Treviso un grossissimo problema, come ce l'abbiamo in tutta la regione, e sono le dimissioni di questi anziani quando, finito il loro percorso, diciamo, sanitario all'interno dell'ospedale, vengono messi tranquillamente in mano ai familiari, oppure non si sa a chi, se sono soli, perché non c'è la certezza di avere delle cosiddette dimissioni protette, e perciò una continuità di assistenza all'interno di case di riposo, all'interno di ospedali, eccetera, che fino a qualche anno fa invece c'era. Questo significa che le persone più fragili, anziane, che magari non sono più autosufficienti dopo la cura, o hanno una famiglia che se ne prende cura e che può prendersene cura, mica sempre puoi prendertene cura, tanto per parlarci chiaro, ecco, oppure sono in balia, io dico tra virgolette, della filantropia di qualcuno buono, d'animo, che gli dà una mano. E questa è la situazione degli anziani che hanno purtroppo problemi di salute. Perciò, ritornando a noi, se è vero che nel 2024 passiamo da 4 aliquote a 3 aliquote e perciò qualcosina in più, 7 euro, 17 euro lordi abbiamo. Nel 2024 abbiamo gas ed energia elettrica che va nel mercato libero. Certo. Abbiamo già visto, per quanto riguarda, non l'ho detto io, l'ha detto l'URIPA, l'Unione Regionale delle Istituzioni e Iniziative Pubbliche e Private, l'URIPA li conosciamo come sigla. Bene, se nel 2024 succede questo, chi è in grado di dare una mano a queste famiglie oppure a questi pensionati che non ce la fanno? Perché adesso come adesso, magari dopo ne parleremo meglio, adesso come adesso io sto assistendo e non vedo l'ora di cominciare con CISL e UIL gli incontri con i comuni rispetto alla contrattazione sociale che facciamo annualmente. Qui abbiamo un grosso problema e lo dico apertis verbis, direbbero i latini. È inutile che i sindaci scrivano che aumentando l'addizionale IRPEF comunale daranno più servizi. Primo, perché non sappiamo dove li andranno a spendere questi soldi. Secondo, stanno proponendo, e anche un comune che è qui molto vicino, forse noi siamo dentro il comune di San Biagio, di Callalta. Bene, l'altro giorno hanno approvato una delibera con la quale, è vero, e li ringraziamo, aumentano la fascia di esenzione da 10.000 a 15.000 euro. Sì. Dopodiché, cari signori, si passa allo 0,8 per tutti.
L'addizionale che prima era invece progressiva, l'amministrazione precedente, io non, Certo, non entro nelle certo. questioni politiche, non mi interessa, non mi Certo. interessa. Guardo il soldo, guardo la pratica. Prima c'era una progressività costituzionalmente Certo. prevista, adesso invece 0,8. Con l'aggravio che se un dipendente part-time, se un pensionato che ha 15.100 euro, il riconteggio dello 0,8 parte da zero. Ecco, questa è la questione queste sono le questioni che abbiamo Certo. di fronte. Dopodiché le questioni relative alla pensione anticipata, relative alla pensione di vecchiaia, relativa all'opzione donna, eccetera, sono tutte cose che dobbiamo ridiscutere con il governo, perché finora su questo non abbiamo portato a casa se non un peggioramento delle situazioni di uscita. Insomma, no, non ci sono buone notizie, sento di qua, e il fatto anche dei comuni, parlavamo di mancanza di risorse, è anche questo, nel senso che sono stati tagliati 300 milioni ai comuni, quindi i comuni di seguito non riescono a garantire... province e regioni. Esatto, e quindi i comuni ovviamente non riescono a garantire... Ovviamente i comuni non hanno la copertura finanziaria. capacità di... Certo. Di garantire gli stessi servizi che magari garantivano precedentemente, perché se mi arrivano meno trasferimenti, meno soldi, Certo. ovviamente non sono in grado, oppure devono aumentare la tassazione ai cittadini. Certo. Possiamo parlarci prego. così? Posso? Sì. Perciò io faccio un ragionamento semplice. Tutti noi, da quando siamo al mondo, il sottoscritto da tanti anni fa, ha sempre visto che uno dei temi principali politici era l'evasione fiscale. Bene, io ho letto ieri il Sole 24 Ore, che non credo sia un estremista di sinistra l'editore, no? Ma credo sia la Confindustria. Bene, mancano ancora quei famosi, un po' meno, 100 miliardi fra evasione fiscale ed evasione contributiva allo Stato. Bon, se noi non riusciamo a incidere, e perciò, cara Meloni e caro governo, così come cari sindaci della provincia di Treviso, se noi non interveniamo su questo, è chiaro che voi dovrete, sindaci, trovare una soluzione diversa, che anche qui è A o B, non do servizi, oppure aggravo nell'addizionale il costo, certo, per i cittadini dei servizi che erogo. Questo sta a significare che le battaglie non sono battaglie ideologiche. Quando noi l'anno scorso e 2 anni fa e 3 anni fa e potremmo dire lustri e lustri fa, dicevamo giustamente che le risorse vanno ricercate dove ci sono, questo governo ha fatto la flat tax e ha fatto il condono preventivo per chi accetta con l'Agenzia delle Entrate un certo tipo di reddito. Io non lo so se noi dobbiamo prendere i forconi come qualche anno fa era venuto fuori in Italia. Ma guardate, cari cittadini, che questa è la vera situazione, perciò dobbiamo darci una mano, la società civile dovrebbe far emergere queste cose qua, e non solo il sindacato, per far sì che da un lato noi a livello territoriale siamo in grado di fare accordi, e qui CGIL e CISL-UIL sono pronte a farlo, con i comuni per stanare queste zone grigie. No. Certo. Secondo, che il governo, qualsiasi governo, faccia finalmente funzionare le banche dati che hanno, le società, certo, che sono destinate a recuperare l'evasione, e introitino quei miliardi, perché sennò saremo sempre noi a pagare, non saranno i ricchi, certo, a pagare, tanto per capirci. E se sono cattivo non mi scuso, ma è così. Ci fermiamo per qualche istante, di poi torniamo in studio, perché poi anche sentiremo cosa sta facendo adesso la CGIL, che cosa farà la CGIL nei certo, prossimi mesi. Pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, sempre in diretta con la CGIL. Dunque si prospetta un anno non facile da nessun punto di vista.
e quali sono insomma gli strumenti, che cosa sta facendo la CGIL, sì, cosa farà? Noi ovviamente, oltre a continuare a chiedere, come diceva Vigilio, a una delle controparti del sindacato, cioè il governo, ai vari livelli, l'attenzione soprattutto alle parti fragili della società, l'altro aspetto è il tema della contrattazione. Ci sono decine di contratti che devono essere rinnovati, e questo vuol dire di fatto rimettere in linea le buste paga con il costo della vita. E noi lavoreremo proprio su quel versante. Sarà un anno dove saremo impegnati nei rinnovi dei contratti, e chiaramente il rinnovo del contratto va fatto con un accordo fra le parti, per cui anche qua noi non è che ce l'abbiamo col governo, ce l'abbiamo anche con chi non vuole rinnovare i contratti, e molto spesso quando i contratti non sono del pubblico ce l'abbiamo con i privati, nel senso che se abbiamo il contratto del turismo che è fermo da 18 mesi e là si pesta l'acqua sul mortaio e non si fa un passo in avanti, è ovvio che continueremo con la mobilitazione sul settore del turismo, sul settore del commercio e in queste realtà. Ma lo facciamo perché la contrattazione serve proprio, come dicevo prima, per allineare al costo della vita le buste paga, perché sennò alla fine ci si stupisce che non si trovano i lavoratori. Non trovi quelli che vengono a lavorare a gratis o per poco, perché se li paghi magari qualcuno ha voglia di lavorare, anche perché se vuoi mangiare devi lavorare, ma soprattutto perché in questa modalità fai ripartire anche l'economia e la richiesta interna, perché se uno ha soldi in tasca li spende, se non ne ha ovviamente non può spenderli. Dall'altra parte ricordo, siccome la maggioranza il 90% del gettito IRPEF, delle tasse da reddito arriva da lavoro dipendente e da pensioni, il governo avrebbe anche tutto l'interesse che si rinnovassero i contratti, perché aumenta anche il gettito dell'IRPEF, aumentano le risorse che entrano nelle casse dello Stato per dopo fornire i servizi, eccetera, eccetera. Per cui questo sarà un anno che ci vedrà impegnati su più fasi, su più come dire, versanti, sui rinnovi dei contratti, sulle questioni che prima diceva Vigilio rispetto al confronto con il governo, sul tema della sanità, che è un tema dove non abbasseremo la guardia, anche perché è uno dei temi che a livello locale viene come dire, elaborato e gestito, e pertanto a livello locale ci devono dare delle risposte su quali sono i tagli e su quali sono le risorse che devono essere messe in campo, e pertanto insomma sarà un anno impegnativo, ma noi siamo qua per questo. Fra l'altro da alcuni dati erano emersi che le dimissioni volontarie a livello proprio generale avevano un trend che era davvero inarrestabile. Sì, perché ovviamente quando il lavoro è precarizzato, quando nel lavoro non c'è prospettiva, quando la possibilità di fare dei passi in avanti anche sotto l'aspetto professionale diventa difficile, ma soprattutto quando non si prende atto che la società è cambiata e che, io dico sempre, una volta i nonni facevano da welfare alle famiglie, alle giovani coppie, eccetera, perché tenevano i figli. Adesso i nonni, quando va bene, sono a lavoro, perché è aumentata l'età di uscita. Quando va male sono da accudire come i figli, se non in maniera ancora più importante. È chiaro che anche qua bisogna ripensare i tempi di vita e i tempi di lavoro, e allora non è più possibile pensare a un mondo del lavoro dove vieni assorbito per gran parte del tempo della settimana, magari con un basso salario, e non riesci magari ad avere la babysitter o piuttosto che un servizio di dopo scuola, eccetera, e pertanto insomma bisogna ripensare una società che dia più servizi, per cui che ha necessità di più risorse, e una società che dia anche prospettiva a chi lavora, perché sennò il rischio è appunto di avere quel fenomeno delle grandi numeri di dimissioni. Molti purtroppo abbiamo scoperto se ne vanno anche all'estero,
perché all'estero magari gli stipendi sono più alti, i servizi sono migliori e pertanto, come dire, ormai il mondo è piccolo per tutti e in poco tempo si arriva da un capo all'altro e pertanto molto spesso noi spendiamo le risorse del paese, di chi paga le tasse, perché le risorse che vengono spese, ricordo ancora una volta, sono di chi paga le tasse. Chi si fa lo sconto di solito usufruisce dei servizi, però le tasse e dei contributi non ne mette a disposizione. E molto spesso, come dire, utilizziamo le risorse per formare i giovani soprattutto e dopo alla fine vanno in altri posti all'estero, giustamente, perché cercano una vita migliore, una possibilità di crescita, di sviluppo e non possiamo neanche biasimarli. C'è sempre, ci sono sempre meno posti per i giovani, visto, insomma, l'aveva detto lei, l'aveva accennato lei, l'innalzamento dell'età pensionistica e quindi la possibilità, insomma, di far entrare più giovani e magari lasciare un po' più a riposo chi ha dato tanto. Certo, ma se posso intervenire su questo, sì, a conferma di quello che dicevamo adesso, che Mauro Visentin diceva adesso, io leggo sul quotidiano che va per la maggiore assieme al Gazzettino qui in provincia di Treviso, La Tribuna, Franco Conte, che è presidente dei Trevisani nel mondo, ci dà i numeri. Allora, nell'arco di un anno, 2022-2023, di dicembre, più di 5.000 trevigiani sono emigrati e la fascia di età di emigrazione è fra i 21 e i 40 anni. Questo è uno dei motivi per i quali il 48%, me lo ricordo perché me lo sono segnato in testa, il 48% delle domande di lavoro da parte delle nostre imprese industriali e artigiane vanno vuote, cioè non c'è la risposta e qui ritorniamo al motivo vero perché non c'è una risposta e perché questi giovani vanno all'estero. Perché qui in Italia ormai abbiamo toccato il fondo rispetto alla precarizzazione e questo governo con i voucher e, come dire, con lasciar fare al sistema economico non mettendo dei paletti a difesa dei diritti dei lavoratori, ecco spiegato il motivo per il quale i giovani vanno via. Ma vanno via anche da laureati, non solo da diplomati, perché questi qua sono più o meno diplomati, vanno via da laureati perché qui non c'è il posto. Qui che sei baroni dappertutto, baroni nella sanità, baroni nella scuola, tra l'altro. E questo significa che, avendo mancato negli anni la pianificazione, ha poco da dire Zaia, ho qui dei dati che servono, dove sei? Servono 1.300 e tanti medici e non ne troviamo più. Servono 1.023 medici e abbiamo coperti solo 390 posti. Ma dove eri, Zaia, negli anni scorsi, quando dal centro ti mandavano laureati e tu non eri in grado di finanziare come dire, la specializzazione di questi medici per la parte che ti riguardava? E io non voglio averla con Zaia, per carità, però questa è la verità. Se noi non siamo in grado, da un lato, a livello centrale, di pianificare bene. E questo lo si sapeva 20 anni fa, non lo si sa adesso, lo si sapeva 20 anni fa, perché i medici che oggi vanno in pensione erano in attività 20 anni fa. Bene, se il governo centrale non ha pianificato bene, le regioni hanno fatto altrettanto, con delle eccezioni. E perciò non è una questione politica questa, è una questione di programmazione, è una questione di organizzare il nostro welfare e se noi non siamo in grado di organizzare questo welfare, che però deve guardare in avanti, non deve guardare indietro, noi non saremo in grado di garantire i servizi che abbiamo ora. E ve lo dice un pensionato, noi dobbiamo garantire delle pensioni buone ai giovani, noi dobbiamo garantire un salario buono ai giovani, noi dobbiamo garantire un rapporto di lavoro corretto, dignitoso, pieno di diritti e pieno di doveri ai giovani, perché noi siamo usciti 3-4 anni fa dal mondo del lavoro e quando parliamo di salario minimo bisogna dirlo chiaramente
Ci hanno preso in giro, prima con il CNEL e il professor Brunetta, dopo il governo che ha detto bene, lo accantoniamo perché l'opposizione è arrivata finalmente, non so perché, ad avere un'unica proposta. Su quell'unica proposta là hanno inscenato discussioni per non arrivare al dunque. E sapete dove sono arrivati il famoso Brunetta? Che bisogna potenziare la contrattazione. Cosa vuol dire potenziare la contrattazione in pratica? Vuol dire dare strumenti ai sindacati, i più rappresentativi, non ho ombra di dubbio su questo, i più rappresentativi, strumenti che obblighino le controparti a rispondere, perché se abbiamo contratti che sono lì da 3-4 anni non rinnovati, sono lì da 3-4 anni anche le paghe basi, i salari minimi, tanto per capirci. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, Lei chiama da dove? da Vittorio Veneto. Buongiorno. Il suo nome? Buongiorno. Sergio. Sergio, dica pure. No, stavo seguendo la trasmissione, ma volevo dire ai signori sindacalisti che sono là, che oltre che sindacalisti sono anche divergenti. Ho sentito l'intervento del primo sindacalista e anche del secondo e tutti e due dicevano che ci sarà un 2024 molto nero. E allora dico che probabilmente saranno divergenti, perché posso capire la situazione, la crisi che c'è, ma secondo me, siccome l'ho sentita ancora questa trasmissione, non si può sempre dar contro, perché ho sentito il sindacalista con la Barbara, non mi ricordo il nome, no? Quello con la Il barba. governo Meloni e questo o quell'altro. No? Quando c'era il governo Conte, era tutto a posto, voglio dire, io non sono nessun partito, non sono nessun partito, però c'è sempre da dar giù sempre contro chi c'è su adesso. Come ho sentito ancora, è stata la riunione l'anno scorso su a Vittorio Veneto, appena c'era il rappresentante che è in studio, no? Certo. Che si parlava di questo, un po' di tutto, e a un certo momento è venuto fuori il fatto politico sulla regione Veneto, su Zaia. Io vorrei dire, se ci fosse su uno del vostro partito e si stesse comportando così, che le robe purtroppo non stanno andando bene, ma non è per colpa della Meloni. Certo, sì. Vorrei vedere cosa dicono se fosse su uno del partito loro questo. Certo, la ringrazio, intanto la faccio rispondere. Ma noi abbiamo scioperato, fatto lo sciopero generale anche contro il governo Draghi, siamo andati in piazza anche contro il governo Gentiloni, anche Conte, contro Renzi, eccetera, eccetera. Perché quando noi chiediamo di chiarire o di risolvere alcune questioni che non vengono risolte, il sindacato fa il suo mestiere. Cerca di contrattare, cerca l'accordo e dopo va in piazza e sciopera. Lo abbiamo fatto indipendentemente da chi stava al governo. Noi non abbiamo timore di chi governa, noi abbiamo voglia di risolvere le questioni. E pertanto non abbiamo nessun problema rispetto a queste. Ora devo dire che l'unico governo con cui abbiamo fatto un accordo, gli unici al mondo durante il Covid, è stato il governo Conte, dove abbiamo sottoscritto un accordo dove si vietavano i licenziamenti, perché c'era la possibilità, quando le aziende chiudevano, di licenziare le persone perché le aziende erano ferme, eccetera. E abbiamo concordato risorse di cassa integrazione, di sussidi non soltanto al lavoro dipendente e anche al lavoro autonomo, proprio per tutte quelle realtà e per preservare la produzione e le professionalità del Paese. Per cui se facciamo le cose e andiamo nelle direzioni che servono ai cittadini, ai lavoratori e ai pensionati, noi facciamo gli accordi. Nel momento in cui invece noi facciamo le proposte e si va in direzione opposta
peggiorando le condizioni, perché Vigilio le richiamava prima, quando metti i voucher, quando aumenti la possibilità di precarizzare il posto di lavoro, a quel punto non stai facendo il bene né del paese né delle aziende e neanche dei lavoratori. A quel punto noi ovviamente protestiamo e andiamo in piazza, fin tanto che la democrazia ce lo permette. Quando non ci sarà più la democrazia ci regoleremo in un'altra modalità. Sì. Caro Sergio, visto che probabilmente dal punto di vista fisico io non mi ricordo di te, tu ti ricordi di me, mi fa piacere, ma molto seriamente noi dobbiamo smetterla di fare confusione fra un soggetto politico come è il sindacato e un soggetto politico come sono i partiti, tutti i partiti, i vari partiti. Noi difendiamo i diritti e lottiamo perché questi non vengano messi in cantina quando questi diritti vengono messi in discussione. Noi chiediamo di fare gli accordi con le nostre controparti, indipendentemente, lo diceva bene Vigentin, non ci torno su, indipendentemente dal cosiddetto colore politico dei governi. Ma se è la regione che non finanzia le specializzazioni, se è il governo centrale che non aumenta il numero degli specializzandi, se sono i partiti di volta a volta al governo che precarizzano i lavoratori, noi è chiaro che combattiamo. E combattiamo proprio per far sì che questo non avvenga. Non facciamo più confusione perché è datata sta roba qua, che il sindacato è un partito politico. La CGIL non lo è mai stato, non lo sarà mai. Parlo anche a nome di CISL e UIL. CGIL e CISL e UIL non sono mai stati partiti politici, mai stati. Ma siamo soggetti portatori di interessi particolari. Non abbiamo, come posso dire... Noi non vogliamo, scusatemi, noi non vogliamo essere quelli che rappresentano tutta la società. Noi rappresentiamo i lavoratori dipendenti, tutti. Abbiamo questa ambizione, sì, di rappresentare anche le partite IVA, anche i piccolissimi imprenditori. Noi rappresentiamo chi va via dal lavoro perché va in quiescenza e perciò va in pensione. Non facciamo più queste distinzioni perché non portano acqua da nessuna parte, anzi fanno dire è tutto uguale, perciò va bene anche la Meloni. La Meloni non va bene, perché se la Meloni ha preso i soldi tuoi e i soldi miei, delle nostre 2 pensioni, assieme a tutte le altre pensioni, per garantire la flat tax del 15%, mentre noi paghiamo il 23-28% sulle nostre pensioni, tu mi dici, e sono sicuro che mi dici, sono d'accordo con te. Grazie, c'è un'altra telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno? Non sentiamo. È sottofondo. Non la sentiamo, non la sentiamo. Buongiorno, Ecco qua, sono buongiorno. Pierina da Bagnoli. Buongiorno signora. Volevo dire al signore lì, sindacato che sbraita tanto, che è come Landini che sbraita perché vuole un posto al governo, altro che... Io sono andata in pensione dottoressa ed è molto tempo, non mi hanno penalizzato perché sono donna avendo i stessi contributi da uomo e stesso lavoro dell'uomo. Io sono stata penalizzata, dica il signore, di 200 euro in pensione. In tutti questi anni non mi hanno mai dato 100 lire di più, 1 euro di più di pensione. Me l'hanno data adesso la Meloni, che tanto sbraita della Meloni. Adesso me l'hanno data. Signore, faccia meno di fare tante belle parole che non servono a niente. La ringrazio. È un'anima santa Pierina. Pierina è un'anima santa, perché evidentemente fa di tutta un'erba un fascio. È chiaro che la perequazione delle pensioni, quando l'inflazione era a 0 o a 0,5 o a 1, non portava che 0. L'inflazione al 17% ha portato per lei, Pierina, e per me
ha un gap di 7-8% rispetto a quello che dovevo e che dovevamo portare a casa. Dopodiché, Pierina, io le voglio anche tanto bene, ma nel momento in cui si dice che questo governo ha dato di più di quello che è stato dato nel passato, io sono felice per lei, perché probabilmente se ha una pensione con tutti i contributi di un certo tipo, avrà versato contributi di un certo tipo. Io ho una pensione sulla quale ho versato i contributi come lei, ma probabilmente il lavoro suo e il lavoro mio e il lavoro di altri era diverso. Stia pur tranquilla, cara Pierina, che noi la tuteleremo sempre, anche se ha queste posizioni. Noi sì, la cosa importante è che insomma, il sindacato, a prescindere dal colore politico del governo, questo va detto, insomma, si batte perché i diritti, insomma, dei lavoratori vengano assolutamente tutelati, a prescindere da qualsiasi colore politico sia il governo. Insomma, il sindacato l'abbiamo visto scendere in piazza effettivamente con tutti i colori del governo quando non riteneva che qualcosa non andasse per il verso giusto. Quindi le cose più importanti adesso che farete per il 2024, proprio le cose più... ripeto, noi ci apprestiamo a una grande campagna per i rinnovi dei contratti, per cui ad aprire i tavoli di contrattazione, a continuare in quelli in cui è da tempo che sono aperti e non si fanno passi in avanti, e molto probabilmente a una mobilitazione di volta in volta, settore per settore, proprio per chiudere la contrattazione e per provare a riportare il potere di acquisto allineato al costo della vita. Questa è una delle prime questioni che è già in campo e che continuerà in maniera decisa. Se dovessi parafrasare una battuta e copiarla da un segretario della CGIL che è stato intervistato in questi giorni sulla Stampa, il nostro lavoro sarà contrattare, e questo sarà per i salari e per aumentare, il potere di acquisto delle buste paga. E per il resto attenderemo di capire cosa succederà anche con il confronto con il governo, perché i temi sono ancora tutti là. Bisognerà capire se ad esempio il cuneo fiscale finirà il 31 dicembre o se continuerà anche l'anno prossimo, se il tema delle pensioni continuerà a essere peggiorato, o se possiamo discutere che con 41 anni si può uscire dal posto di lavoro perché uno ha già dato tanto, e per cui il confronto per noi va avanti, i tavoli rimangono presidiati in ogni caso. E aperti. C'è una telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno, con chi parlo? Sì, sono Marco Donè, volevo parlare con Mauro e Vigilio. Ciao, assolutamente, guardi. Ciao Marco. Ciao Marco. Ehi, ciao ragazzi. Ciao. Grazie. Io siete dei ragazzi come me di 70 e oltre anni, giusto? Insomma. Ascoltate, ho sentito l'amica Pierina, sono anziane che io ne ho seguite tanti, però vedo che loro non sanno tutto bene come funziona il sindacato, come che funziona la pensione e altre cose. La Pierina forse non si ricorda che la Meloni, quando a luglio hanno preso la 14ª, sono stati talmente furbi che non hanno più scritto 14ª, ma hanno scritto aumento pensioni minime, perché la Meloni è bugiarda, come si dice tante volte. Su nostra sollecitazione di CGIL poi hanno cambiato il nome. Allora non è che lei aumenta le pensioni, ha detto bene prima Virgilio, aumenta in base all'inflazione. Solo che questo governo ci sta massacrando e la gente non ha capito bene, non ha capito ancora che non abbiamo nessun aumento
che le pensioni minime non è vero che sono aumentati, che altre cose hanno fatto, non le vediamo quando andiamo a fare la spesa, non è Certo. vero come ha scritto Zaia. Io per avere un appuntamento mi hanno dato all'ospedale di Mota il pre-appuntamento a marzo. A settembre che dovevano chiamarmi, non mi hanno chiamato, ho dovuto andare là a Certo. vedere il perché. Io la E allora No, io la vedete- ringrazio perché effettivamente, insomma, questo è quello che stanno cercando di dire anche Vigilio e Mauro, quindi la ringrazio. Prego, vi saluto. Grazie davvero. Ciao, ciao, ciao. Grazie. Insomma, siamo quasi al termine, sarà un anno comunque difficile, un anno di battaglie, Sì. un anno di battaglie per tutelare i diritti. E per dire la verità soprattutto, perché non è vero che mancano i medici. Io adesso rivelo come dire, un segreto. I medici non mancano, mancano i medici nel pubblico, perché di centri di medicina privati ci stiamo riempendo il territorio. Per cui non è vero che mancano i medici, molto probabilmente vanno via dal pubblico perché sono maltrattati e allora facciamo la contrattazione e paghiamo in maniera adeguata questi medici perché possano operare per tutti, anche per chi non se li può permettere. Io vi ringrazio, grazie davvero, siamo arrivati al termine, grazie davvero a Mauro Visentin per essere stato con noi, grazie anche a Vigilio Biscaro. Arrivederci. E insomma ci vedremo ancora per cercare di fare un po' il punto poi di questa situazione. Grazie, ma non rimane che salutarvi, ringrazio Tony Esposito e Francesca Pezzo che ci hanno seguito e l'appuntamento ovviamente per la prima edizione per domani, grazie, arrivederci.